Giovedì 14 maggio, San Mattia Apostolo, è il 134esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 231 al termine. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:36. La luna si leva alle 3:42 e tramonta alle 16:13. Le truppe francesi entrano a Venezia. Inizia la spoliazione e la rapina dell'antica Repubblica Serenissima. La municipalità provvisoria brucia il libro d'oro del patriziato veneto e molti stolti ballano sotto l'albero della libertà. Tra gli itinerari della Grande Guerra da visitare, a Crespano del Grappa, la Galleria Vittorio Emanuele III, realizzata in pochi mesi dal gruppo Minatori Gavotti. Si sviluppa per più di 5.000 metri sotto la vetta del Grappa. Fu formidabile fortezza dove un'importante organizzazione logistica garantiva rifornimenti di viveri, acqua e munizioni a 1.500 soldati, costantemente impegnati nella galleria, munita di 35 cannoni e di 50 mitragliatrici in caverna. Le previsioni per domani. Marcata instabilità con cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo temporanee parziali schiarite sulla pianura meridionale nella prima parte della giornata. Probabilità alta di precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno diffusi e frequenti sulle zone centro-settentrionali, con quantitativi anche abbondanti. Sulla pianura centro-meridionale le precipitazioni saranno più localizzate ed intermittenti, almeno nella prima parte della giornata. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, temperature in diminuzione anche sensibile nei valori massimi.